Recupero della 16ª giornata nel campionato di promozione siciliano. Amici di Wisport, nel girone C il Caggi, dopo la sconfitta esterna contro il Real Suttano, chiede strada all'Ace Galatea in palio. Punti pesantissimi per il discorso salvezza. Acesi reduci dalla sconfitta per 2-1 contro l'RSC Riposto. Vediamo la formazione di mister Adornetto per affrontare questa sfida: Vecchio, Santitto, Campanella, Donato, Mannino, Costanzo, Adriano Mannino, Lanzoni, Franco, Loiacono e Bambara. Inizia il film del primo tempo. Dopo un minuto Franco per Loiacono va a calciare dalla distanza mandando in bocca Spina. Minuto 21, ancora il Caggi che sembra essere partito bene, cross di Santitto sul secondo palo, Bambara di testa, ancora una volta presa centrale di Spina. Minuto 33, calcio di punizione di Santitto, la girata aerea di Campanella non trova lo specchio della porta. Minuto 38, sempre Santitto a destra, di fatto imbizzarrito, il più pericoloso dei suoi, la mette su Franco che viene toccato da Leonardi. Il direttore di gara lascia proseguire, il Caggi voleva un calcio di rigore. Si torna così negli spogliatoi al Valentino Mazzola di Gaggi, risultato che dice ancora 0-0 tra Caggi e Ace Galatea in questo recupero della 16ª giornata di promozione. Possiamo partire col film della ripresa. Minuto 47, Santitto per Franco di testa, c'è l'appoggio sullo Iacono che calcia e trova la deviazione con la mano di Patanè. Questo invece sì è calcio di rigore, la scelta del direttore di gara che manda dal dischetto lo stesso lo Iacono. Momento importante della stagione, lo Iacono piazza con questo destro il gol dell'1-0, il Caggi in vantaggio. Minuto 49, sempre soli padroni di casa, Bambara in azione personale sfonda da sinistra, va alla conclusione troppo lenta per impensierire Spina. Minuto 53, Mannino apre a destra per Santitto, la rimette col cross, deviazione sul secondo palo, c'è lo Iacono, in qualche modo riesce ad appoggiare su Franco, ma gran parata di Spina in calcio d'angolo. Rivediamo i momenti finali dell'azione girata di Franco da bomber vero, ma che intuizione quella del portiere dell'Ace Galatea. Minuto 55, Franco per Lanzoni, il traversone in zona lo Iacono che però manda oltre la traversa. Minuto 59, anche l'Ace Galatea con la punizione di Caruso che pesca il colpo di testa di Spada, pallone che finisce in rete ma è tutto fermo per presunta posizione di fuorigioco. Si resta 1-0, il brivido per la formazione di casa. Minuto 67, tocca a Scalisi per Franco. Passano 2 minuti, il Caggi con Costanzo passa in mezzo a due avversari, cerca gloria personale, pallone che finisce alle stelle. Minuto 79, entra Criado per Bambara. Minuto 85, l'Ace Galatea cerca il pareggio, corner verso Longhitano che colpisce di testa trovando la respinta di Vecchio. Minuto 86, entra Saglimbeni per lo Iacono, poco dopo Dall'Ura per Adriano Mannino. 90esimo, Ace Galatea, cross di Savi per Talotta che manda in rete, ancora una volta fuori gioco. Minuto 92, il Caggi chiude in avanti, Scalisi in azione personale entra in area, prova a metterla dentro, sembra tutto fatto per il gol del 2-0 di Saglimbeni che invece fallisce clamorosamente. Finisce invece la partita al Valentino Mazzola, il Caggi ritrova una vittoria, 3 punti che sanno di ossigeno per i ragazzi di mister Adornetto. Un cordiale saluto amici di Wisport e come sempre alla prossima.